In questo giorno in cui la Chiesa contempla il mistero della trasfigurazione del Signore, il Vescovo Alessandro ha provveduto alle seguenti nomine, che sono rese pubbliche e che entreranno in vigore dal prossimo mese di settembre. Don Marco Caruso, parroco della parrocchia Maria Santissima del Carmine di Porto Empedocle, Don Salvatore Casà Senior, parroco della parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Agrigento, Don Salvatore Casà Junior, mantenendo il servizio di viceparroco delle parrocchie Sant'Antonio di Padova, Beata Maria Vergine del Transito, Beata Maria Vergine del Carmelo di Favara, cappellano della casa circondaleale Pasquale di Lorenzo di Agrigento, Don Antonio Cilia, parroco delle parrocchie San Domenico e San Diego di Canicattì, Don Calogero Lobello, parroco delle parrocchie Santa Maria Maddalena, San Francesco di Paola di Sciacca, Don Maurizio Mangione, parroco della parrocchia Beata Maria Vergine dell'Itia di Favara, Don Luigi Mazzocchio, viceparroco della parrocchia San Pio X di Agrigento, Don Michele Termine, parroco delle parrocchie Santissimo Rosario e Sant'Antonio Abate di Santa Margherita di Belice. Inoltre, mantenendo il mistero di parroco, l'arcivescovo ha nominato Don Pino Agozzino, consulente ecclesiastico provinciale del CIF, Centro Italiano Femminile, Don Andrea Militello, consulente ecclesiastico diocesano della Federazione Italiana Scuole Materne Provinciali di Agrigento, a Don Giuseppe Marciante e a Don Nicolò Salemi il ringraziamento della diocesi per quanto operato e per il servizio che continueranno a offrire nelle rispettive comunità di Sciacca e di Porto Empedocle. L'arcivescovo Damiano invita altresì la Chiesa agrigentina ad accompagnare questi passaggi con la preghiera perché siano vissuti con fruttuosa apertura all'azione dello Spirito Santo e ringrazia i presbiteri e le comunità coinvolte per la loro disponibilità.